E oggi a Capriva si è celebrata la 46esima edizione della Fiesta delle Patrie dal Friul. Ci colleghiamo con Alexis Sabot che ha seguito per noi la manifestazione. A te la linea, Alexis. Sì, eccoci, buongiorno, ci troviamo a Capriva, stiamo seguendo in diretta le celebrazioni ufficiali della 46esima Fiesta delle Patrie dal Friul. Qui con me il vicepresidente dell'Arlef, Paolo Paron. Il significato della festa oggi, anche perché oggi si tiene a Capriva, ma l'anno scorso si tenne a Vito d'Asio. Sì, il significato è ovviamente storico e tradizionale prima di tutto. Facciamo risalire al 1077 l'istituzione del Patriarcato di Aquileia grazie all'imperatore Enrico IV e al patriarca di allora che era Sigeardo. Da questa forma di democrazia da cui poi è nato il Parlamento friulano, un Parlamento in cui erano rappresentati sia i nobili che anche le rappresentanze di tutto quello che era il territorio con le sue istituzioni e i suoi modi di rappresentare. Perché parlava della lingua friulana in famiglia, si è persa negli anni. Una volta, quando ero più piccolina, si parlava più spesso con i nonni in friulano. Sì, questo è un vero peccato, sembra quasi che sia una vergogna. Io mi ricordo quando ero piccolo era vietato addirittura parlare a scuola in friulano. Oggi lo parliamo a scuola, ma guarda caso ci si vergogna a parlarlo a casa ed è un vero peccato, perché questa è la lingua madre, la lingua che si succhia con il latte della mamma e quindi è la lingua delle grandi emozioni, i grandi amori, i grandi dolori si esprimono con la lingua della madre e quindi deve essere mantenuta, deve essere forte, deve essere ancora riproposta ai nostri giovani come un vanto, come una cosa importante, ecco, questo è fondamentale. Grazie a Paolo Paron, vicepresidente Arlef, restituisco la linea al telegiornale.